Ciao mister. Ciao. Allora, una partita che sembrava segnata, non scontata, però si è vista in campo, però avete chiuso, colpito nei momenti giusti per portare a casa i 3 punti. Che partita hai visto? Sì, sicuramente era una partita, aveva delle insidie, l'ho detto prima in conferenza prima della partita, che è una partita che aveva delle insidie perché non sapevamo come avrebbero giocato, con che interpreti ci sarebbero stati in campo, e quindi dal punto di vista tattico è stata una partita che non siamo riusciti a preparare magari benissimo, però poi insomma si è messa nel migliore dei modi, nel senso abbiamo fatto gol dopo un quarto d'ora quasi, hai fatto il 2-0, poi nel secondo tempo magari non sei partito benissimo, loro hanno avuto 2-3 palle e gol, poi invece la prima azione siamo andati giù, abbiamo fatto 3-0 e lì la partita l'abbiamo chiusa, quindi siamo stati bravi a interpretarla, perché appunto per quanto all'inizio potesse sembrare, e anche alla fine visto il risultato, una partita semplice, delle insidie ce l'avevano, però vanno fatti i complimenti ai ragazzi per quello che hanno messo in campo, per come è stata interpretata. Poi cercheremo di guardare dove possiamo fare meglio, però comunque è già un bel segnale, perché sai, anche la prima partita dopo la sosta ti porta sempre un po' di incertezze, perché non sai, insomma, è stato fermo una settimana, hai ripreso, qualche influenza, qualche infortunio, e quindi dai, non sono stati bravi. Era importante, soprattutto a livello mentale, sbloccarla proprio praticamente subito, insomma. Sì, infatti è quello che ci eravamo detti, siamo stati bravi e fortunati a fare gol subito sul primo corner, ma credo che abbiamo anche prodotto e creato tante occasioni, e quindi insomma credo che alla fine il risultato sia giusto. Siete tornati a sfruttare le palle native? Vabbè, quello si sa che, l'avevo detto, è un'arma importante anche nel calcio attuale, in cui c'è molta pressione, c'è molta, magari uscire palla al piede alle volte non è semplice perché c'è molta pressione, quindi i calci piazzati diventano un'arma importante. E ripeto, noi abbiamo dei calciatori che calciano molto bene, oggi non c'era Gucca, Gianola ha calciato molto bene, e abbiamo dei buoni saltatori, quindi... Certo. A parte l'assist su quel gol di Salvi sull'angolo, Gianola insomma ha confermato di poter non far rimpiangere Gucca. No, sappiamo che Gianola è un giocatore forte. Io ho la fortuna di avere tanti giocatori forti, purtroppo non posso farli giocare tutti insieme, vuoi per un motivo tattico, vuoi per un motivo di regole, però ce lo siamo detti all'inizio del campionato: se tu vuoi provare a vincere devi avere giocatori forti. Noi ce li abbiamo, loro devono essere bravi a farsi trovare pronti, perché una squalifica, un infortunio, o comunque il campo poi parla. Fragnelli stesso oggi ha fatto una buona partita, quindi questo è il calcio, questa è la situazione se vuoi provare a vincere il campionato, e devono essere bravi a capirlo, ma l'hanno capito, lo sanno, e devono poi essere bravi quando scendono in campo a farsi trovare pronti. Gianola è un ragazzo che si allena sempre forte, si allena sempre a 1000, quindi ero certo che avrebbe fatto una buona partita come è stata. Erano solo 2 settimane di sosta, quindi non si potevano fare dei particolari lavori dal punto di vista fisico, però qualcosina su che cosa... Sì, abbiamo lavorato un po' sulla forza, comunque all'inizio settimana abbiamo fatto una settimana lunga, sono stati fermi 6 giorni, anche se avevano un programma personalizzato, e poi abbiamo fatto una settimana lunga da domenica a domenica, abbiamo ripreso e abbiamo messo dentro quello che serviva, quello che riuscivi a fare nel poco tempo che avevi a disposizione, quindi abbiamo lavorato un po' più sulla forza. E hai dato un'occasione a De Franceschi insomma... Rocco purtroppo ha un problema, quello che l'ha tenuto fermo la partita con San Luigi, e ogni tanto si riacutizza questa tendinite che ha. Abbiamo provato a dargli una settimana in più di riposo per cercare di recuperarlo.
Poi è normale che essendo una cosa tendinea dovrà conviverci e cercare di lavorare per quello che riesce. È una squadra che comunque anche sul 3-0 poi la tua ha continuato insomma, a produrre gioco, non è che siete stati lì a girarvi il pallone per far passare il tempo. No, ma non credo che sia una cosa giusta, a parte che a me non è una cosa che piace tanto, il tanto possesso palla, io non sono a me piace più essere più verticale o cercare di superare magari la pressione avversaria per andare a giocare in avanti. Su questo probabilmente dobbiamo anche migliorare, però oggi credo che sia stato fatto a tratti, poi è logico che ci sono anche degli avversari che alle volte si può migliorare, si può sempre migliorare, però il mio modo di vedere il calcio non è fatto di tanto possesso palla, quando si può verticalizzare bisogna verticalizzare, giocare in avanti per andare a fare gol. Se non ho capito male, esordio in Serie D per Zanotelli. Insomma, gli hai dato questa opportunità. Insomma. Ma sì, è un ragazzo che ha sempre lavorato bene, quindi credo che se lo sia meritato e insomma alla fine è una soddisfazione anche per lui. E anche lei hai fatto entrare in campo anche Colombola, penso che si pronunci così. Che caratteristiche ha il ragazzo? Lui è un ragazzo che ha avuto un infortunio a inizio stagione, era a Terni, la Ternana, ha avuto un infortunio, è stato fermo per un po', lui ha bisogno di giocare, ha bisogno di far minuti e di prendere condizione. Come caratteristiche è un terzino, può fare anche il braccetto, diciamo, se giochi a tre, è un giocatore molto reattivo, molto esplosivo. E poi deve magari migliorare dal punto di vista tattico anche per quello che voglio io da lui, però è uno che ha anche una buona spinta, insomma è un giocatore che ci sta. Vantaggio sulla seconda invariato, sul calcio di rigore mi pare abbia segnato Marangon, Una partita in meno. Una partita, però alla fine Importante mantenere il vantaggio immutato, poi è chiaro era meglio se pareggiavano, però facciamo il conto dalla rovescia, abbiamo interpretato bene questa partita che appunto poteva avere delle insidie e guardiamo avanti, pensiamo alla prossima. E a proposito di prossima, Vigasio che qui all'andata vi aveva dato dei problemi, siete riusciti nei minuti finali ad averla meglio. Sarà una trasferta non semplice, anche se di vario classifica sembra parlare diversamente, però insomma sono due campi ostici, no? Sicuramente è una squadra che sta bene, che ha concluso bene il girone d'andata perché aveva vinto 5-0 con la Luparense, 3-1 aveva vinto Legnago, oggi stava vincendo con l'Altavilla, poi hanno pareggiato, quindi è una squadra che sta bene, è una squadra che ha delle caratteristiche che possono metterti in difficoltà. Qui in casa l'avevano fatto per buona parte di una partita, poi è una delle partite che probabilmente ci ha dato la convinzione di essere una squadra forte perché avevamo vinto in 10 uomini e siamo riusciti a ribaltarla, quindi sarà sicuramente una partita difficile, ma come lo sono tutte, quindi dobbiamo prepararla bene. Si vede anche l'ottimo, diciamo, stato dello spogliatoio, dell'amicizia che c'è, anche dal gesto, possiamo dirlo, che ha fatto Artioli nell'assist per il compagno di squadra, che così ha potuto assegnare la doppietta, no? Come l'hai vista te, cioè come la giudichi dal punto di vista dell'allenatore? È una cosa positiva, a me quello che interessa è Artioli è entrato col piglio giusto, veniva da 10 giorni di influenza, per cui era stato abbastanza debilitato, ha lavorato gli ultimi 3-4 giorni in settimana, però aveva perso un po' di peso, ho preferito non rischiarlo dall'inizio proprio perché... Al contrario di quello che succede a Natale, ha perso il tempo. Da una parte va bene, da una parte va bene. Però insomma dai, è un po' lo spirito che c'è in spogliatoio, ho la fortuna di avere dei ragazzi intelligenti, sanno qual è l'obiettivo, sanno che gioca uno, gioca l'altro, l'importante è il raggiungimento dell'obiettivo. Anche Brevi, insomma, quella posizione ha dimostrato di saperci fare. Brevi è un giocatore che ha tanta forza, tanta forza fisica, tanta vigoria, deve migliorare in certe cose, però è un giocatore che ti dà delle alternative in più. Se segniamo 4 gol
più siamo meglio è. Si sa mai. Tommy oggi non è sceso in campo, è quindi in uscita, e poi al di là della nuova punta che si aggregherà a brevissimo, hai chiesto altri colpi per il mercato per completare la rosa chiaramente? Io credo che è una rosa che funziona, è una rosa che ha degli equilibri, quindi se proprio dovremmo fare qualcosa è perché magari qualcuno chiede di andare a giocare o vuole andare via e quindi deve essere sostituito, ma al momento non ho avuto grandi richieste. E quindi cosa vuoi dire? È una rosa, è una squadra che su 18 partite ne ha vinte 15, non andrei a toccarla più di tanto, insomma ci sono degli equilibri, ripeto, dobbiamo essere bravi a portarli avanti fino alla fine. Si tratta di trovare, e l'avete trovato praticamente, il backup di Scotto dal punto di vista della... Sì, dopo vedremo come, dopo è compito mio cercare di mettere tutti in condizioni di esprimersi al meglio, poi loro devono essere bravi e intelligenti a capire che se non gioco una partita giocherò quella successiva, se non gioco entro, e questo è quello che fa la differenza. L'ho già detto, lo dico dall'inizio, ma i dati parlano chiaro, i cambi per noi hanno sempre fatto la differenza. Matteo, hai sbloccato una partita che sulla carta sembrava facile, in realtà era ben diversa. Che partita è stata? Queste sono sempre le partite più difficili, e lo sapevamo. Dopo la sosta comunque riprendere comunque non è facile, e siamo stati bravi a andare in avanti, sbloccarla subito e portare a casa i 3 punti. Dal punto di vista mentale è sempre un po' difficile, no? Affrontare una squadra che poi tra le altre cose non si sapeva bene come sarebbe scesa in campo. Sì, esatto, come ho detto prima, moduli, giocatori, non si sapeva chi incontravamo, quindi queste, anche se è un testa a coda, comunque sono sempre le partite più difficili e complicate, quindi faccio i complimenti a tutti, alla squadra, che abbiamo fatto una partita ottima, quella che dovevamo fare, insomma. Avevate provato in settimana quando Gianola calciava? O... Sì, Giano comunque quando gioca batte gli angoli, e anche bene, quindi sapevo che l'avrebbe messa là, abbiamo parlato anche ieri, quindi sono contento. È stato importante, dopo circa un quarto d'ora, insomma, sbloccare questa partita, perché poi sono quelle cose, quelle gare che un po' diventano un po' difficili, no? Sì, non sai mai come possono mettersi le partite, era importante aprirla e chiuderla. Noi si è fatto tutto e siamo stati bravi, davvero. Come avete passato queste 2 settimane, nel senso della preparazione così per questa seconda parte di stagione? Bene, siamo rientrati il 28 e ci siamo allenati seriamente come una squadra fa, e niente, bisognava ripartire col piede giusto oggi e l'abbiamo fatto, e per continuare il cammino che stiamo facendo. Era importante iniziare appunto con il piede giusto, chiaramente penserete partita dopo partita, è inutile già... Sì, no, assolutamente, si pensa partita dopo partita e mattoncino dopo mattoncino, se si inizia a pensare avanti non è la cosa giusta da fare, quindi partita dopo partita arriveremo in fondo. Quando mancheranno 2 partite, 3 partite faremo i conti, ma ora ci vuole testa e pensare ogni partita per partita. Comunque con questo avversario, insomma, ne avete segnati complessivamente, se non sbaglio, 8 di gol. 8, insomma, è un po' un score. Sì, no, bene. Sì, sono molto contento. Stiamo facendo bene in tutti i reparti, quindi è giusto, dobbiamo continuare così, assolutamente. Era importante anche comunque, al di là del fatto dopo di aver segnato la terza rete all'inizio della ripresa, loro all'inizio del secondo tempo erano scesi in campo, erano tornati in campo con la voglia di racconciare il risultato. Assolutamente, in spogliatoio ce lo siamo detti, ripartiamo forte, chiudiamola, perché poi comunque la partita non sai mai come si mette, come ho detto prima la chiudi meglio è. Loro sono venuti all'arrembaggio, su un contropiede nostro abbiamo chiuso la partita e fine dei giochi, ecco, quindi ancora rinnovo i complimenti alla squadra che ha fatto tanta roba. Poi tra le altre cose, più che addormentare la partita, forse è nel vostro DNA
continuare a far gioco, no? Sì, sì, Forse sì. non siete più propensi a continuare a far gioco piuttosto che addormentare la partita con il palleggio. Assolutamente, serve anche a noi per tenerci svegli, serve a tutta la squadra per continuare a martellare, questa è la nostra forza. Adesso la prossima sarà col Vigasio. All'andata non è stata assolutamente una partita semplice, siete riusciti a portare a casa i 3 punti praticamente nel finale, totalità con Gigi Scotto. Solito Scott, sì, sì, sì. Sarà una trasferta importante per dare continuità, no? Assolutamente, ma tutte le partite sono complicate in questo girone, io credo che questo girone sia molto difficile da affrontare, quindi come ho detto prima pensiamo a partita dopo partita e basta, e andiamo avanti. Diciamo che l'ostacolo che potreste trovare sarà più mentale che tecnico. Assolutamente. Noi dobbiamo lavorare tanto a livello mentale, come stiamo facendo e come abbiamo fatto tutta l'andata, quindi la squadra deve continuare così e portare a casa più punti possibili da qui alla fine. Clean sheet, anche questo clean sheet dico, anche oggi clean questo sheet era importante, no? per noi difensori, portiere, pane, quindi sono contento anche per quello, oltre al gol comunque non prendere gol è il primo gol tra virgolette per me, quindi il gol poi viene dopo, ma clean sheet è fondamentale. Distribuzione incredibile Sì. di reti segnate in questa squadra. Adesso siete arrivati a 15, adesso più o meno di giocatori che avete segnato. Sì, tanti smarcatori diversi, questo sta a significare che comunque siamo una squadra completa, chi entra, chi non gioca, chi gioca meno, chi gioca, chi entra dopo, fa la differenza, quindi più di così. Comunque sembra una soddisfazione, no? Da parte tua, insomma. Segnare è sempre bello. Sì, anche perché l'hai sbloccata e quindi è ancora più importante. Assolutamente, sì, sono contentissimo, davvero. Ci ho detto, appunto, questo gol vuoi dedicare a qualcuno in particolare? Sì, viene sempre la mia ragazza che viene sempre a sostenermi. Noi tra l'altro c'erano anche mio zio, mia zia e mia cugina, quindi ho fatto anche un regalo. Hanno fatto 4 ore di viaggio, quindi dai, più di così non potevo chiedere di meglio, ecco.